Parte da Padova e dal Veneto la richiesta di cambiare il ruolo delle province italiane, un dibattito tecnico e politico a Palazzo Santo Stefano, sede della provincia, a 10 anni dalla riforma del Rio che le ha trasformate in enti di secondo livello, non eletti direttamente dai cittadini e svuotate di alcune competenze riversate poi ai comuni e alle regioni. E siamo rimasti 10 anni in un limbo dove alcune funzioni come scuole e strade in carico alla provincia non si è in grado di espletarle al meglio, vuoi per la carenza di risorse, vuoi per la carenza di personale, vuoi perché la discussione sul riordino delle province si trascina ormai da 10 anni, ma la realtà è questa. Oggi il tempo è maturo per tornare a ridiscutere il ruolo delle province, tornare a dare elezione diretta e quindi piena rappresentatività democratica all'ente provinciale, anche in ottica di autonomia differenziata. È stato calcolato che i risparmi per ogni cittadino sono di appena 26 centesimi di euro l'anno, troppo poco per un ente che garantisce, ad esempio, le asfaltature delle strade e l'edilizia scolastica. E quindi a gran voce quello che viene chiesto oggi a 10 anni dalla Del Rio che si riveda questa legge scellerata, questa legge definita anche macelleria istituzionale e che si riporti la provincia d'elezione diretta con un presidente eletto dai cittadini che si occupi della provincia, del coordinamento e soprattutto che si vada a favorire quel principio di sussidiarietà e di autonomia dei territori che tanto ha portato al Veneto, a Padova e a tutte le nostre province. L'appello alla politica è di mettere mano a una riforma annunciata ma troppe volte rimandata. In realtà non c'è mai stata finora la volontà politica di portare a termine questo percorso, però questo governo ha posto nell'agenda politica proprio la riforma delle province. Io tra l'altro sono il primo firmatario della proposta di legge proprio per il ripristino delle province ad organi di primo livello e che sono assolutamente appunto dei percorsi fondamentali.